Segretario, l'obiettivo è di arrivare con proposte concrete per la ripartenza del prossimo anno scolastico, visto le difficoltà di questo. Sì, non siamo arrivati pronti a questa scadenza, chiediamo di arrivare almeno pronti, senza scusanti, a settembre. E lo chiediamo con atti concreti, coinvolgendo da subito i dirigenti e gli operatori scolastici, che sono quelli che vivono concretamente il mondo della scuola ogni giorno, mettendo in campo da subito il potenziamento dei nostri trasporti e senza spezzettare gli orari di entrata, assumendo sia i temi dell'organico, che non può essere ridotto in un momento in cui le fragilità aumenteranno e gli spazi devono essere aumentati, e anche assumendo da subito la necessità di intervenire sulle nostre strutture scolastiche. Da un lato per un tracciamento dedicato agli studenti e alle loro famiglie, magari con tamponi rapidi dedicati e anche con un dipartimento di prevenzione dedicato, ma anche sugli edifici, in modo che gli edifici possano contenere classi più ampie, evitando classi pollaio. Allora, spesso veniamo accusati da minoranza di essere strumentali. Con un pizzico di anticipo rispetto a settembre chiediamo che la Regione faccia la sua parte e si faccia trovare pronta a diretto beneficio delle famiglie e degli studenti. E mettiamo anche in campo delle proposte immediatamente concrete. Perfetto.